Buon pomeriggio! Signore e signori, gentili ospiti, benvenuti e bentornati e bentrovati al 57° concorso nazionale corale Trofei Città di Vittorio Veneto. Siamo arrivati alla fase conclusiva che prevede il concerto dei migliori classificati, valido per l'assegnazione del 29° Gran Premio Efrem Casagrande, in onore del maestro fondatore del concorso nazionale corale, di cui ricorre quest'anno il centenario dalla nascita. La città di Vittorio Veneto ha voluto omaggiare Efrem Casagrande con l'istituzione della categoria E, dedicata all'esecuzione di opere corali del celebre maestro compositore, nonché con la mostra Efrem Casagrande, retrospettiva sul maestro, compositore, concertista e musicologo vittoriese in occasione del centenario dalla nascita. La mostra è allestita presso la Galleria Civica Vittorio Emanuele II, Villa Crozze, e che rimarrà aperta al pubblico per tutta l'estate. Vi invitiamo a visitarla. Ricordo che anche quest'ultima fase del concorso è trasmessa in diretta online sulle pagine social del Comune di Vittorio Veneto e sul canale YouTube del Comune di Vittorio Veneto. Saluto tutti gli ospiti presenti in sala, tra questi i direttori di coro dello Study Tour promosso da ASAC Veneto, coordinati da Serena Paroni, che hanno seguito tutte le fasi del concorso. La manifestazione è organizzata dal Comune di Vittorio Veneto e realizzata con il patrocinio della Regione del Veneto e della provincia di Treviso, il concorso di Feniarco, ASAC,
sezione Coro ANA di Vittorio Veneto. Un ringraziamento speciale va allo sponsor, il Consorzio di Tutela Prosecco Doc Italian Genio, e alla Banca di Credito Cooperativo Prealpi San Biagio, che anche quest'anno ha sostenuto il concorso di Vittorio Veneto. Un ringraziamento anche a tutti i coristi del Coro ANA che hanno collaborato alla buona riuscita dell'evento. Ringrazio anche i ragazzi dell'Alberghiero di Vittorio Veneto che hanno seguito qui in teatro tutti i cori, tutti gli ospiti e che hanno aiutato nell'organizzazione. Vorrei dedicare un applauso anche a loro. Diamo ora inizio alle premiazioni. Chiamerei qui sul palco con me il vice sindaco Gianluca Posocco e l'assessore Antonella Uliana. Chiedo anche di salire qui sul palco alla commissione giudicatrice, presieduta da Pierluigi Comparin e composta da Marco Berrini, Sandro Filippi, Elena Sartori e Paolo Zaltron. Ricordo inoltre che la commissione artistica è composta da Carlo Berlese, che ricopre anche il ruolo di coordinatore artistico e di segretario della giuria, e il segretario Stefano Daros, Alessandro Krishner, Benedetta Nofri e Giorgio Susana, che sono membri della commissione artistica. Vorrei invitare qui sul palco anche il presidente di Feniarco, Ettore Galvani, e il presidente ASAC Veneto, Alessandro Raschi. E il presidente del Coro ANA, Alessio Toffolon. Invito inoltre i componenti della commissione artistica presenti in sala, quindi Giorgio Susana e Alessandro Krishner. E il presidente di Banca Prealpi San Biagio, Carlo Antiga. Mi pregio di poter invitare qui sul palco anche la figlia di Efrem Casagrande, Gloria Casagrande. Iniziamo ufficialmente con le premiazioni dalla categoria A. Polifonia sacra cappella originale d'autore. Partendo dal terzo classificato, premio ex equo, gruppo vocale Garda Trentino e coro Lamanda di On. Consegna il premio il maestro Pierluigi Comparin.
Secondo classificato, Ensemble Incontrà di Fontana Fredda. Consegna il premio il presidente di Banca Prealpi San Biagio, Carlo Antiga. Primo classificato, primo premio, al coro Vox Viva di Torino. Consegna il premio l'assessore alla cultura Antonella Uliana. Fermi qua. Li tengo qui con me perché al direttore del coro viene consegnata una targa offerta dall'ASAC e consegna il premio al presidente ASAC, Alessandro Raschi. Passiamo ora alla categoria B, polifonia profana originale d'autore. Terzo premio, Juvenes Armonie, consegna il premio Marco Berrini. Secondo premio ex equo al coro Vox Viva e al coro Il Calicanto. Consegna il premio Alessandro Kirchner. Primo classificato, gruppo vocale Garda Trentino. Consegna il premio il vice sindaco Gianluca Posocco. Anche a voi chiedo di rimanere qui perché anche al direttore di questo coro viene assegnata una targa offerta dall'ASAC. Consegna il premio il presidente Alessandro Raschi. Categoria C. Canto polifonico di ispirazione popolare. Terzo classificato, il Calicanto di Salerno. Consegna il premio il maestro Elena Sartori. Secondo premio al coro Vox Viva di Torino. Consegna il premio il maestro Paolo Zaltron.
Primo classificato, coro Verré di Verré. Consegna il premio l'assessore Antonella Uliana. Vi chiedo di rimanere qui con me perché anche a lei viene consegnata la targa da parte dell'ASAC, da parte del Presidente. Categoria D, Vocal Pop Jazz Gospel and Spiritual. Terzo classificato, coro Highlight di Pergine Valsugana. Consegna il premio al maestro Sandro Filippi. Secondo classificato, secondo premio al coro Vox Viva di Torino, consegna il premio il maestro Giorgio Susana. Primo classificato, coro Enjoy di Cesano Maderno, consegna il premio l'assessore Antonella Uliana. Anche al coro Highlight viene viene consegnata una targa offerta dall'ASAC, consegna il premio il presidente Alessandro Raschi. Categoria E, omaggio a Efrem Casagrande. Terzo classificato, coro Il Calicanto di Salerno. Consegna il premio il presidente del coro Alessio Toffolon. Presidente del coro ANA. Scusa. Secondo classificato, coro Verré di Verré. Consegna il premio il maestro Carlo Berlese. Primo classificato, gruppo vocale femminile Primorsco di Trieste, consegna il premio la figlia di Efrem Casagrande, Gloria Casagrande.
Coro Primorsco? Anche voi avete la targa offerta dall'ASAC. Passiamo ora all'assegnazione degli altri premi. Il premio per la migliore esecuzione di una composizione polifonica rinascimentale non è stato assegnato. Il premio di 300 euro al coro che ha effettuato la migliore esecuzione di una composizione o elaborazione di autore italiano scritta non prima del 2021 viene assegnato ad Ensemble Incontradi Fontana Fredda per il brano Letizia Adventi. Consegna il premio ASAC. Il Presidente. Il premio di 300 euro al coro che ha effettuato la miglior esecuzione di una composizione vocal pop jazz su testo italiano è stato assegnato al coro Highlight per il brano Epilogo Cirica Dry. Consegna il premio il presidente della Banca Prealpi San Biagio, Carlo Antiga. Il premio offerto da ASAC per il coro veneto iscritto all'associazione stessa e ritenuto migliore dalla commissione giudicatrice non è stato assegnato. Il premio offerto dal coro ANA e dalla sezione ANA di Vittorio Veneto in memoria del maestro Efrem Casagrande al direttore emergente che ha dimostrato particolari doti tecnico-interpretative viene assegnato al maestro Eleonora Petri del coro Juvenes Armonie di Sedigliano. Consegna il premio Alessio Toffolon, presidente coro ANA. Infine, il premio di 300 euro a chi ha presentato il progetto programma ritenuto più interessante dalla giuria, tenuto conto anche della qualità dell'esecuzione, è stato assegnato ex aequo al coro Il Calicanto di Salerno e Ensemble Incontradi Fontana Fredda. Consegna il premio il maestro Elena Sartori.
Grazie a tutti, potete accomodarvi. Entriamo ora nella parte del concerto finale. Lasciamo spazio alla musica e diamo il via al concerto dei migliori classificati, vincitori del trofeo Città di Vittorio Veneto, valevole per l'assegnazione da parte della commissione giudicatrice del 29esimo Gran Premio Efrem Casagrande. Il primo coro ad esibirsi per la categoria A, Polifonia Sacra a Cappella originale di autore, si esibirà il coro Vox Viva di Torino, direttore Dario Piumatti. Buon ascolto.
Ascolteremo ora per la categoria B, polifonia profana originale d'autore, il gruppo vocale Garda Trentino di Riva del Garda. Al pianoforte Paolo Orlandi, direttore Enrico Miaroma. Buon ascolto.
Categoria C, canto polifonico di ispirazione popolare. Si esibirà Coro Verrè, direttore Albert Laniès. Buon ascolto.
J'avais aussi une armée, l'armée française. Dragon, c'était mon régiment. À présent, j'ai ni nom, ni armée, ni régiment. Je vais vous raconter mon histoire. Pas encore fini. Et peut-être ce ne serait pas moi qui vous en contera la fin. Souvenez-vous de Pardon, un déserteur n'a pas de nom. Je combattrai jusqu'à la mort.
Categoria D, Vocal Pop Jazz, Gospel and Spiritual. Si esibirà Coro Enjoy di Cesano Maderno, Vocal Percussion Matteo Giammò, Basso elettrico Sergio Nassi, direttore Raffaele Cifani. Buon ascolto.
counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Watch it burn.
the kid is not my size, not my. She said I am the one, but the kid is not my size, not my size. For 40 days and for 40 nights, I was on her side, but who can stand when she's single man? Her skin's and plans. Put the dance on the floor, in a round, take my strong advice. Just remember to always think twice. Don't think twice. Don't think twice. She told my baby we dance with me. Then she said me, and then showed a photo. My baby cries, eyes were like mine. Dance, do the dance on the floor, in a round. Dance, in a round. People always told me, be careful what you do. Be careful, don't break young girls' hearts. She survived, she was bouncing with me. She called me Tessa, she called me Taro. Billie Jean is not my lover. She's just a girl. She said I am the one, but the kid is not my size, not my. She said I am the one, but the kid is not my size, not my size. Billie Jean is not my lover. She's just a girl who can say I am the one, but the kid is not my size. You know I'm bad, Billie Jean. You know I love her. You know I'm bad. She's just a girl who you know that I am the one. I'm bad. The kid is not my size. I'm bad. You know it. 'Cause this is Billie Jean. You know I love her. You know I'm bad. She's just a girl from the east that I am the one. I'm bad. The kid is not my size. I'm bad from the east that I right. 'Cause this is Billie Jean. You know I love her. You know I'm bad. She's just a girl from the east that I am the one. I'm bad. The kid is not my size. I'm bad from the east that I right. 'Cause this is Billie Jean. You know I'm bad. Complimenti a tutti. Lasciamo ora il tempo alla giuria di ritirarsi per deliberare il vincitore del 29esimo Gran Premio Efrem Casagrande. Nel frattempo, ad intrattenerci, sono lieta di presentarvi il coro Melicus di Marostica, diretto da Cinzia Zanon. Buon ascolto!
Dunque, adesso giocherò un po' e mi divertirò. Prima di dirvi chi ha vinto, vorrei invitare qui sul palco il presidente della commissione giudicatrice, Pierluigi Comparin, per un saluto. Buonasera a tutti, a nome mio e anche di tutta la Commissione. Prima di tutto volevo ringraziare proprio tutti quelli che hanno lavorato per la precisione in questo concorso e che hanno organizzato in maniera così perfetta questo concorso che dà lustro a tutta la coralità italiana, che è proprio un vanto anche per Vittorio Veneto. Poi vorrei ringraziare di cuore i colleghi della giuria perché abbiamo lavorato insieme in un sereno confronto sempre con tutte le nostre discussioni, ma poi sono sempre arrivate ad una conclusione molto chiara. Abbiamo valutato non solo gli aspetti tecnico-stilistici interpretativi, ma anche valutato quei cori che hanno dato quel qualcosa in più, che hanno praticamente trasmesso delle emozioni vere e proprie, che abbiamo sentito anche oggi, vi siete resi conto del livello altissimo di questo concorso, sì che questa è una cosa importantissima, veramente ci fa bene a tutti, insomma, che i concorsi devono sempre andare bene e soprattutto essere di alto livello, e non è sempre così. Questo ha dato questa conferma definitiva, diciamo, ecco. Poi ancora un grazie a tutti quei cori che hanno presentato dei programmi veramente interessanti e in alcuni casi anche molto originali, diciamo, ecco. Sicché anche questo è un bel segnale della coralità italiana, indubbiamente. E infine mi auguro che questo concorso per tutti i direttori e i cori praticamente sia stato un momento non solo di confronto ma anche di crescita. Ecco. Grazie a tutti e buona continuazione. Il trofeo è dedicato alla memoria di Efrem Casagrande, fondatore e anima artistica del concorso, nostro illustre concittadino che ha portato nel mondo il nome di Vittorio Veneto. Invito qui sul palco l'assessore Uliana, il presidente di Feniarco Ettore Galvani e Gloria Casagrande. Ora facciamo un gioco. Siete tutti dei cori, giusto? Molto bene. Se io, prima di dire il nome del coro, facessi così, mi partite a fare un O, ma non con una nota, vorrei bassi, mezzi e alti. Proviamo. Tenori con i mezzi, grazie. Alti. 3, 2, 1. Ok, potete fare meglio, potete fare meglio. Dai, non fate finta di essere stanchi, sono solo 3 giorni che cantate. Allora, mi scusi. Il trofeo. La commissione giudicatrice ha deliberato a scrutinio segreto di assegnare all'unanimità il 29esimo Gran Premio Efrem Casagrande a Coro Enjoy di Cesano Maderno! Venite giù in palco!
Consegnano il premio il presidente Feniargo, Ettore Galvani e Gloria Casagrande. Venite giù tutto il coro. E il diploma all'assessore Antonella Uliana. Signore e signori, Coro Enjoy, vincitore del 29° Gran Premio EFREM. Grazie mille. Chiedo al coro di riunirsi stretti per una foto corale. Tutti. E con l'occasione, visto che sono riuniti a coro, se volete cantarci qualcosa. Ci deliziano con qualcosa.
watch it burn, sink in the river, the lessons I learned. Take that money, watch it burn, sink in the river, the lessons I learned. Take that money, watch it burn, sink in the river, the lessons I learned. Everything that kills me makes me feel alive. I've been losing, dreaming about the therapy. Baby, I've been praying hard. Send me home, counting dollars, living counting stars. Grazie mille a tutti, grazie mille coro Enjoy. Grazie a tutti voi, grazie alle maestranze che hanno lavorato dietro, grazie ai tecnici, grazie alle maschere, grazie a tutti voi cori che senza di voi non si fa niente e grazie perché avete fatto di nuovo vivere della musica in questo teatro ancora per un altro anno e speriamo nell'anno futuro, maggio 2025 con la prossima edizione. Grazie!